Bene, buonasera, benvenuti. Porto i saluti anche di Carlo Lorenzetti, momentaneamente impedito nell'esercizio delle sue funzioni, e anche di Paolo Portoghesi, presidente della classe degli architetti dell'Accademia San Luca. Diamo avvio oggi, come ha già indicato il nostro presidente Giovanni Dessì, diamo avvio alle iniziative volute e configurate nella loro complessità assieme al Maxi, per cui ringraziamo da parte dell'Accademia Nazionale di San Luca Margherita Guccione, Giovanna Melandri, la Presidente della Fondazione Maxi, Margherita Guccione, Pippo Ciorra e Achille Bonitoliva, che hanno in particolar modo curato l'iniziativa che si aprirà domani al Maxi, una sorta di installazione dedicata al sacro, sempre di Alvaro Sisa. Noi oggi inauguriamo 2 mostre all'interno degli spazi espositivi accademici, e venerdì chiuderemo il ciclo di iniziative con una conferenza nella chiesa dei Santi Luca e Martina alle 17:30 con Alvaro Sisa, che avrà come controcanto Umberto Riva e Francesco Venezia. Voglio dire 2 cose prima di passare la parola agli altri al tavolo, iniziando dall'ultima provocazione che c'è stata ieri al Maxi. Qualcuno dal pubblico ha chiesto perché Sisa e non altri architetti. Io tra me e me ho risposto perché è il più bravo in assoluto a livello mondiale, ma questo è un fatto privatissimo, personale. Ho cercato di dare, assieme a Margherita, a Cremascoli, a Pippo Ciora, altre indicazioni. In particolare ho suggerito che probabilmente nella cultura architettonica di Alvaro Sisa c'è stato un momento abbastanza importante di sguardo, come facevano tutte le giovani generazioni portoghesi, ai maestri del Novecento, da Wright alle Corbusier, ma in particolare all'organicismo diciamo naturalistico di Alvar Aalto, ma segretamente alcuni di loro, e in particolare Alvaro Sisa, guardavano alla miglior tradizione della cultura architettonica italiana. Penso agli allestimenti straordinari di Franco Albini, penso a Carlo Scarpa, penso a Gardella. Ecco, per cui questo incistare la cultura architettonica di Alvaro Sisa all'interno di questi maestri dell'architettura non era certo un fatto isolato, ma è stato fondativo. Ma oggi, ripensando alla pochezza della risposta data ieri a un giornalista appunto al Maxi, ho pensato che ci sono delle ragioni ancora più profonde. Una, che dopo la sua formazione alla Scuola di Belle Arti di Porto, Alvaro Sisa si è formato con un gigante dell'architettura portoghese, Fernando Távora. Ecco, Fernando Távora, attraverso l'operazione tra il 55 e il 58, attraverso l'operazione dell'Encrito, vale a dire questa sorta di riscoperta della cultura architettonica senza gli architetti, in qualche modo costruiva una sorta di legame con l'esperienza straordinaria della Sesta Triennale di Milano del 36, curata a suo tempo da Persico e da Pagano, non tanto e non solo per il illuminante saggio di Persico, punto a capo per l'architettura, ma soprattutto perché nella edizione, nella sesta appunto del 36, Pagano realizza una mostra straordinaria dedicata a una sorta di campagna di radiografia dell'architettura vernacolare, dell'architettura più autoctona del paesaggio italiano, in questo riprendendo tematiche care alla cultura figurativa, in particolare fotografica, della Farm Security Administration americana, che negli anni della depressione vede alcuni straordinari fotografi come Walker Evans, Diana Arbus e molti altri, ecco, fare questa sorta di radiografia dell'esistente. Ma questo è anche quello che ha condizionato il rapporto con la dimensione del luogo, del paesaggio, del contesto, la cultura figurativa di Alvaro Sisa, così come ha condizionato, ma con qualche eccesso di caduta nel populismo, tutta l'intera cultura architettonica italiana. C'è poi un altro motivo, che è quello con cui inizia il viaggio di Alvaro Sisa in Italia. Alvaro arriva, viene scoperto in qualche modo da Vittorio Gregotti nella illuminante rivista Controspazio diretta da Paolo Portoghesi, che in maniera aurorale nel 72 dedica un saggio all'architettura di Alvaro Sisa. E la cosa sorprendente è che l'Alvaro Sisa, appena uscito dalle ristrettezze di Matosinhos, è un Alvaro Sisa che si occupa di edilizia economica popolare, che lavora con le classi disagiate, ma fa un'operazione di grande intelligenza, chiamando, secondo una tecnica, quella della advocacy planning, chiamando la gente dal basso a esporre le proprie necessità, quindi una sorta di condivisione che in parallelo De Carlo portava avanti non solo, non tanto con l'esperienza del progetto per il villaggio operaio di Terni, ma quanto anche in una sua sorta di ripercorso del suo rapporto con la storia in tutte le architetture che hanno segnato e condizionato il paesaggio circostante Urbino, con i vari collegi per le ragazze, i collegi maschili, i collegi femminili, le varie università, sempre attento a questo ascolto
molto a questa idea della condivisione del progetto con questa ricaduta appunto nel sociale. Non voglio dilungarmi oltre, voglio solo anticipare che la mostra è articolata secondo appunto l'esperienza iniziale di Alvaro Sizza, a partire da questa sorta di giro d'Italia che dal Piemonte lo porta alla Sicilia a parlare del lavoro collettaneo di quelle che erano le mitiche brigate SAL, vale a dire queste squadre di architetti visti come architetti condotti che, tenendo conto delle necessità del fabbisogno abitativo, rispondevano in maniera discreta ma efficace e presente e puntuale alla cultura dell'abitare, diciamo, con questa volontà di modernizzare, diciamo, quello che sembrava troppo arcaicizzante o arretrato. Ma a partire da questa esperienza ha la fortuna, parallelamente c'è l'esperienza di Europa America, c'è l'esperienza importantissima di Aldo Rossi. Aldo Rossi forse è il primo che dà visibilità internazionale ed erano gli anni in cui la cultura architettonica italiana aveva una sua centralità. Io parlo sempre di un'idea d'Italia al centro, non per revanchismi o per sottolineare una primazia, ma davvero in quegli anni in cui Alvaro Siza veniva chiamato a Venezia per Europa America c'era una sorta di capacità da parte della cultura architettonica italiana, non tanto sul piano dell'esito, sulla ricaduta professionale, progettuale, quanto piuttosto sulla dimensione teorica, puntando all'idea di un progetto e di un disegno come momento di concentrazione teorica, da cui far derivare poi le promesse di architettura. Ma l'importante era questo contesto, è stata appunto in quegli anni, a partire dalla mitica scuola veneziana, un momento di radiazione per tutto il mondo, appunto senza trionfalismi. Dopodiché voi sapete tutti a quale degrado siamo man mano scesi, ma Alvaro Siza ha saputo segnare in questi 40 anni di suo rapporto con l'Italia, a partire dall'esperienza con Roberto Colovà, che in qualche modo lo ha accompagnato nei progetti siciliani, per Salemi in particolare, e lì la poetica dell'attenzione all'ascolto del luogo, del frammento, dei ruderi, come sollecitare visivamente ciò che è già iscritto all'interno dell'architettura tramandata da una propria condizione di naturalità, si è poi andato evolvendo il suo percorso e la sua poetica, tenendo conto che sono state importantissime alcune esperienze come il concorso vinto nell'83 per la Giudecca di Venezia, cui corrisponde una sua generosità. Il concorso lo vince Alvaro Sizza, ma la lungimiranza e la generosità di coinvolgere due maestri dell'architettura italiana come Aldo Rossi e come Carlo Emonino e Raffaele Moneo. Ecco, i due primi maestri italiani riescono a realizzare il loro pezzo di città, come diceva Bonfanti in quegli anni, la loro parte di città. Alvaro Sizza inizia e viene poi interrotta la propria costruzione, che per fortuna adesso con il 2016 ha potuto riprendere, e non è un caso che le sostruzioni dell'edificio di Sisa siano diventati il padiglione espositivo alla Biennale di Ravenna del Portogallo, segnando poi nel proprio percorso alcuni momenti altissimi come la restituzione straordinaria col rigore della modestia dell'intervento di Palazzo Donna Regina, attualmente il Madre, le stazioni della metropolitana di Napoli, ma attento anche alla cultura urbana, da Siena a Caserta a Corso Sempione a Milano, cioè un'esperienza in cui attraverso il minimalismo legato alla propria idea di progetto, sempre attento all'ascolto, riesce in qualche modo a tirare le fila di una città diversa, più bella e forse una città altra. E questo tema del paesaggio e della città altra è anche, assieme alla dimensione temporale, il nucleo fondativo di questa altra mostra dedicata alle 40 fotografie di Giovanni Chiaramonte e ai 60 disegni che, partendo da Roma e ritornando a Roma, sono il controcanto poetico di questo modo di vedere il paesaggio, l'architettura, ma soprattutto la dimensione del luogo, con la loro poesia e con la loro naturalezza. Voglio solo indicare, chiuso, che la straordinarietà dei disegni come i frammenti delle fotografie di Chiaramonte sta in questa loro apparizione come fugaci meteore, quasi trovassero una difficoltà a permanere per non turbare la bellezza improvvisa che emana da loro, per cui così come i disegni tendono a sfuggire, a scivolare dal foglio, e per l'impossibilità del foglio di trattenere il disegno stesso, una sorta di deflagrazione espressionista quasi depisisiana o addirittura cocoschiana, riescono a dire la loro impossibilità di trattenere la bellezza. Grazie, lascio la parola a Roberto Cremascoli.